viene assorbito da Bertone. Giorgetto Giugiaro, detto in cifre, ci sono prodotte 60 milioni di vetture disegnate da lui, 400 prototipi, 250 vetture in produzione. Credo che nessun altro possa vantare un palmarès, così si può dire, come il suo. E la cosa straordinaria di questo professionista è che è in grado di disegnare un'automobile dall'A alla Z in pochissimo tempo, diversamente da quello che succede oggi, per cui per fare un'automobile ci vogliono 100 persone. Uno disegna un fanalino, l'altro disegna una maniglia, l'altro un volante, l'altro e avanti così. Lui faceva tutto da solo. Lo dico perché ho avuto la fortuna e il piacere di seguire con lui lo sviluppo di un'automobile e veramente non c'è nessun altro al mondo, credo. Dal 1960 ricordo la prima, che è la 2006 Sprint, quindi 1960, l'inizio della mia attività. Poi molte sono, ricordarle tutte, quelle che lasciano un bel ricordo, sono ogni 5 anni, qualcosa ti rimane, ma veniamo a quelle che forse sono le meno edonistiche. Diciamo che la Panda, la vettura più semplice e la vettura che ha riscosso più aspetti di funzionalità rispetto a quelle che sono le vetture edonistiche. Poi la Gol, poi la Brera, poi la importante della Toyota, ma sono tantissime. Quindi soffermarmi su quelle che mi hanno lasciato un ricordo, direi che ogni 4-5 anni c'era qualcosa di ricordo importante, come negli anni 90 la Bugatti EB112, che è una vettura che non è stata prodotta ma rimane nella ricerca, qualcosa che mi riempie ancora il cuore oggi. Mi chiama e mi fa: questo disegno è piaciuto all'Alfa Romeo, per cui mi ha chiesto di fare questa vettura. E io parlo di esito e gli dico: ma io sono impiegato Fiat, quelli mi licenzierò subito. E lui mi fa: ma quanto guadagni? Io gli ho detto cosa guadagniamo, mi ha detto ti do il 50% in più e vieni da me. Io ho detto ma no, perché io a marzo, era novembre, a marzo devo andare a fare il militare. E lui mi fa: ma no, se vieni da me il militare non te lo faccio fare, ho delle conoscenze, non ti preoccupare, licenziati. E così ho fatto, scandalo in Fiat, perché un ragazzo di 22 anni, certo, più o meno. E così ho fatto. Allora avevamo poca finanza per poter fare un prodotto ingegneristico, e quindi erano semplici nel montaggio, semplici nella linea. Oggi ci sono molti materiali a disposizione, possibilità che allora non si poteva avere, come i cristalli, che erano piatti, poi cilindrici, poi conici, poi sferici. Oggi il prodotto ingegneristico dell'auto è facilitato dai nuovi materiali e dai nuovi aspetti di montaggio, quindi c'è molta libertà di esprimersi, per cui è tutto facilitato, però si finisce per caricarle anche in eccesso. Allora abbiamo diciamo così, una forma che per necessità commerciale va a caricarsi.